Buonasera a tutti e ben chiatas a Novis. Anch'imo noi ce fa sulla quarti enfri sindacati e la direzione delle aziende sanitarie delle Friuli Occidentali dopo la spaccatura che è stata dalla giornata di ieri che ha chiappato dentro anche il vicepresidente della regione Riccardi. Il prefetto di Pordenone, Domenico Lione, si è acchiattato in maniera informale e di mattina con i sindacati e col direttore generale Joseph Polimeni, ma c'è che si rivasa a chiattare una quarti. Arresto dunque confermati il opera generale convocato per il 13 di maio. Ieri il vicepresidente Riccardi aveva definito insanabili le disposizioni spandudis di Polimeni, giuntant che il primo possibile al schiappare una decisione. È stato un brutto incidente stradale a Sacil sulla Statale 3 di Pontebane subito passato misdì per cause che anche mossi circa capiti bande dai carabinieri su un furgone e una macchina si sono sbattute in maniera frontale. Il veicolo più pesante si è ribaltato in tal fossale ad la strada. La giovane che portava la macchina è stata menata in ospedale. Sul puesto sono arrivati i militari d'allarme, i pompieri e il personale del centro di Gevot corruz con un'ambulanza e con l'elicottero. Sono 4 i morti con Covid in regione negli ultimi 24 ore, con 158 nuovi casi di infezione, saltasfure di più di 2000 test. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9, invece i pazienti ricoverati in altri reparti sono 171. Sono anche stati pubblicati i numeri dalla Fondazione Gimbe che testimoniano che la pandemia in regione è da ora torna su poco per volte, anche se i ricoveri restano in sotto dal limite di pericolo. Sempre sotto dalla media nazionale la campagna vaccinale, massime per ciò che riguarda la quarta dose e i frutti dai 5 ai 11 anni. La polizia locale di Pordenone ha deliberato la terrazza dalle vecchie scuole private Parini, lasciate in abbandono già di Ains. La sede ieri è diventata un look di bivac parinte Cencechiase e un ponte di incontri fuori dalla vista con sempre più mancanze di cure, scovacis e scrittis. I residenti si sono lamentati purtroppo svolti dalla situazione perché sono intervenuti agenze ad un cuioms dalla GEA. Dentro non è stata nessuno, ma sono stati disbrattarsi bivax e portarsi via i saxapel. L'impresa Cimolai si è acchiappati il progetto di realizzazione del secondo lot della linea di G7 dalla metropolitana di Parigi dal valore di passe 120 milioni di euro. La DADE taccherà il comune di Gonesse con quel di Tremblay in France, a nord della capitale francese, e si slunghe per quasi 5 km la più parte su viadotti scuole anime di Acciar. Dentro dal progetto è anche la costruzione di una nuova e moderna stazione in corrispondenza di park des esposizioni. Saranno pradis 23.000 tonnellate di acciar per più di 3 anni, di vore di maniera di arrivare a Viergi la linea in tal 2028. E come spazio la rubrica settimanale di Novis dal Monte. E usgnoto Virgin fevelante dal Giro d'Italia di biciclette e dalla tappe furlane dalla corsa in programma e 27 di mai di Maran fino a Madonna di Monte. In dos rivis dalla tappa sarà il saluto di dos comunità di emigranti, il Fogolar Furlan dal Canada e il quartier Pablo Podestà dalla periferia di Buenos Aires. Non sconte tutti il presidente dall'Ente Friuli Palmonte, Loris Basso. È un piacere rappresentare l'Ente Friuli nel mondo, ma rappresentare i furlans che sono sparnizzati in tutto il mondo. Sono oltre 150 i fogolars furlans che si chattano, e di fatto il fogolar era appunto il luogo che si chattava dopo una settimana di lavoro per contarsile, per viodi delle loro attività, per l'attività culturale che vengono fatte, perché mantengono le tradizioni e non voglio fare conoscere i loro figli, i loro nipoti, ma anche da sport, quindi seguì l'Udinese, ma per sé no, il mese di mai è il Giro d'Italia, cui non lo seguisse, cui non lo vedi, anche perché l'occasione per vedere i Lux Enzo Cainero, che ora ringrazia non di 12 furlans che sono attorno al mondo e dà la possibilità, con le riprese video aerei, di vedere i Lux che purtroppo hanno lasciato in fa. E dal 2010, proprio l'arrivo e l'edizione del 2010 è stata dedicata alle
in Friuli, all'emigrazione furlane, e la federazione dei fogolars furlans dal Canada hanno ritenuto donare un targhe all'arrivo dalla forcella di Ligosullo, e da lì partita una bella tradizione, perché poi dal 2019 a Muris di Ruvigna in Furlan e hanno portato un'altra targa, è stata addirittura con la Vino, un altro bellissimo rappresentante della nostra emigrazione, così poi dal 2020, poi come dal 2022 l'arrivo a Castelmonte, che veramente è un bellissimo traguardo per noi furlans, ma per i furlans che già dagli anni 60 sono emigrati a Buenos Aires, ma soprattutto da periferie, lì che due plevans sono stati mandati da Curie, di Udine, Cimberli e Pizzoni a fondare queste nuove comunità, a aiutare gli emigrati da periferie di Buenos Aires. Di lei furlans ovviamente non stanno con i mans in man, dagli anni 70 hanno comprato un terreno, hanno costruito un'eglise, dall'80 e 85 hanno fatto il Tor con i champanis donati dal comune di Udine dei frati Cappuccini di Castelmonte, poi dall'85 arriva un altro plevan che addirittura è diventato come Monsignor, Don Claudio Snidero, che nativo da Mandis di Cividad, di Quar, ha voluto ripercorrere l'esperienza da istituto professionale, fondando addirittura una scuola, lì che assieme all'attuale presidente dell'Unione Friulane di Buenos Aires, Chialchia, e hanno costruito queste bellissime scuole, lì che hanno dato la possibilità a tanti giovani emarginati o manco il giovane di imparare un mestiere e quindi poter essere inseriti nel mondo di lavoro. E quindi l'arrivo a Castelmonte è un riconoscimento anche a tutti i furlans che hanno tanto fatto in Argentina, in modo particolare a Buenos Aires. E come a volte in pagine Fevelin di un fogolar, un evore d'ogni della patria, che è dal Veneto orientale. Il fogolar Antonio Pancera di Tei, alla nominata il Sognuf presidente Gianmarco con la sua vice Diana Termini. Il primo grande avvenimento che sfogolar saranno le celebrazioni per i 30 anni dalla morte di pari David Maria Turoldo, con una serata dove che saranno Elio Ciol, il fotografo di scene sul set dagli ultimi, e gli attori che già fanno 60 anni a partecipare alla realizzazione del film. I furlans Laura De Cecco, Camillo Bellese, Pietro Molaro e Vera Marigo, i protagonisti il Ferrarese Adelfo Galli. E Osirin Fevelante di Argentine, con la fiesta della vendemmia in maneade della cantina Vignas del Nant, i fagli che di 3 generazioni si tenuti di una famiglia di furlans e dal fogolar furlan di Eschel. Per festeggiare la vendemmia è stato fatto un gimulamento tra Trevelin, municipalità della Cantine, e Pauletti, in grazia della Divignince dal console onorario d'Italia Carla Rossi, che vende Grions. E così è nasciuto un progetto di cognoscenze reciproche in i produttori di vin dalla zona di Eschel e che dai quei orientali dalla nostra regione, cui saluti dal scendi di Paulet Castenetto, dal presidente dell'Ent Friul Palmont Basso, dal coordinatore regionale di Città dal Vin Tiziano Venturini e dal duce dal Ducato dei Vins Furlans Alessandro Salvin. In tal museo di Trevelin è stata creata una sezione dedicata alla viticoltura che i furlans al fogolar hanno voluto festeggiare con un spettacolo di ballarins. E l'allegria la vita è giovani, e l'allegria la vita è giovani, e l'allegria la vita è giovani, e non da bene di varia. Ciringo, male ciringo, si lavora ciringo, l'amorosa ciringo, la tua. Ciringo, male ciringo, si lavora ciringo, l'amorosa ciringo. E alle dut per lo sgnot, Gnovi saltonerà domani sera sempre da Snuf Mancul Vinch. Mandi e buone serate.